Prosegue la campagna di scavi archeologici ad Agrigento. Un tuffo nella storia, uno scrigno di reperti, una miniera di informazioni. Così gli archeologi con in testa l'ente parco Valle dei Templi, guidato da Giuseppe Parello, descrivono ciò che riemerge dal sottosuolo. Passi in avanti per riportare alla luce non solo l'edificio teatrale dell'antica Acragas, ma anche i ruderi di un antico tempio romano, forse dedicato ad Iside, risalente all'età augustea tiberiana, che si trova nell'area alle spalle del Museo di San Nicola. Non si tratta di una nuova scoperta perché la paternità del ritrovamento è da attribuire al professore Ernesto De Miro e risale agli anni 90. L'archeologa Maria Concetta Parello precisa: dal 2013, sotto l'attuale direzione del parco, sono iniziate varie campagne di scavo. Quella in corso, la terza, sta focalizzando l'attenzione sulle fasi tarde di frequentazione dell'area del Tempio, risalenti al V secolo d.C., quando questa viene letteralmente ricoperta ed utilizzata come una vera e propria discarica. Dai materiali ritrovati è facile risalire a quella che era la vita degli agrigentini del tempo. Quali merci importavano, le loro abitudini alimentari, perché dà uno spaccato puntuale di quella che era la vita quotidiana. A quest'ultima campagna di scavi, che è costata 150.000 euro e dura da 3 mesi, ne seguirà un'altra per cui è stato messo a bando 1 milione di euro.